Più di 1000 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, dove il contagio è ripreso, anche se lievemente. Anche i dati dell'attività ospedaliera segnano un incremento di 6 unità dei ricoveri in terapia intensiva. Segnali sicuramente ancora buoni e non sicuramente con apici che abbiamo visto a fine dicembre, ma che ci devono porre insomma in una situazione di preoccupazione e di allerta. Nell'incontro che si sta facendo sono partiti nel fare una panoramica al professore Brusaferro sulle varianti, e quindi sul fatto che le varianti stanno circolando molto, la variante inglese con una circolazione sopra il 50% ormai in tutto il territorio, la variante brasiliana con una circolazione soprattutto nel centro Italia che oscilla tra un 25 e un 30%, e quindi con numeri anche qui insomma importanti, perché poi c'è l'apprensione rispetto alla variante brasiliana che una volta che arriva si sviluppa e poi si diffonde con molta velocità, mentre per quanto riguarda la variante sudafricana in maniera un po' più ridotta oggi ancora, però anche questa desta preoccupazioni.